Cari lettori del quotidiano Le Piave, il bar al Ponte di Revine, se potesse parlare, di storie ne avrebbe da raccontare. Ma a noi che le storie piacciono, siamo venuti qui oggi nel giorno dei 100 anni. Era il 1919, appena finita la Prima Guerra Mondiale, e in questo paese, oltre a diverse osterie, nasceva anche questa qui, dalla moglie del mio bisnonno. Ma perché all'epoca i revinesi dicevano andiamo dalla Mora? Ma diciamo che in paese ogni persona aveva il suo soprannome e Mora appunto era il soprannome della moglie del mio bisnonno, che era chiamata così probabilmente per la sua capigliatura. E Giulia, lei e suo marito avete voluto che questa osteria tornasse ai Bernardi? Sì, è sempre stato comunque il sogno di Andrea, e dato che comunque io ho già lavorato per anni prima nel settore, allora abbiamo preso la palla al balzo e abbiamo provato. Dite la responsabilità di gestire un luogo che da secoli è il luogo preferito dei revinesi? Ma più che responsabilità siamo felici e orgogliosi di mantenere avanti un'attività del paese e speriamo che questo duri ancora diverso tempo. Sindaco Magagnin, possiamo dire che in 100 anni in questo locale, in questo bar, è passata la storia del vostro borgo? Possiamo proprio dirlo, diciamo che questo bar esprime e rappresenta la storia del nostro borgo, in particolare della frazione di Revine. È un bar che è nato dopo la Prima Guerra Mondiale, quest'anno è il centenario, abbiamo la fortuna di avere una gestione giovane da un quinquennio, auguro loro una lunga attività e benvengano i giovani che decidono di rischiare e mettersi in proprio. Qual è il motto del vostro bar per i prossimi 100 anni? Vin bon a pochi skei.